Cari amici, siamo all'economia, all'Italia e Ferrovie dello Stato con Delta EasyJet, lo Stato nel capitale della compagnia. Vertice con Conte, Tria e Di Maio, oggi l'incontro al Mise con i sindacati. Il Ministero del Tesoro è disponibile ad entrare nel capitale di Alitalia, con Ferrovie dello Stato che avvia trattative in esclusiva con Delta Airlines, ricordiamo seconda più grande compagnia al mondo per passeggeri trasportati, ed EasyJet seconda low cost d'Europa. Comincia così a comportarsi l'assetto societario della nuova compagnia che torna ad essere pubblica. La quota di maggioranza resterà in mano allo Stato con un 15% del Tesoro, un 15% di altre due aziende pubbliche, il 30% di Ferrovie dello Stato ed il 40% di Delta EasyJet. Ieri intanto si è tenuto un Consiglio dei Ministri con il Premier Giuseppe Conte, il Ministro del Tesoro Giovanni Tria e Luigi Di Maio, titolare dello sviluppo economico. Il governo ha dato via libera ad una partecipazione diretta nella compagnia tramite il MEF, che convertirà con probabilità una parte del prestito ponte erogato a condizione di un piano industriale sostenibile e rispettando le norme dell'Unione Europea sulla concorrenza.